Casa del Cinema in questo momento, e anche grazie al progetto Film Hub, ha compreso che la cosa più importante forse da restituire al territorio è proprio la formazione. In questo momento stiamo facendo un percorso di richiesta di accreditamento come ente di formazione alla Regione stessa ed è fondamentale perché l'attività cinematografica produttiva sul territorio è in costante crescita grazie al lavoro della Film Commission, che peraltro di Casa del Cinema fa parte, e quindi poter immaginare la formazione di tutti quelli che sono i mestieri legati al cinema, che non sono solamente la regia o altri mestieri così solamente artistici. Ecco, ci sono tanti mestieri che stanno dietro alle quinte, che sono fondamentali, ed è fondamentale poter trovare sul territorio per tutte le produzioni che arrivano a Trieste e che arrivano in regione. Quindi quello è sicuramente l'ambito in cui andremo a stabilizzarci, con una attenzione particolare a tutti quelli che sono i lavori legati alla riqualificazione dei mestieri, per cui in questo momento particolarmente difficile da un punto di vista sociale, culturale ed economico, ovviamente pensare di poter dare delle alternative a chi al proprio mestiere deve ripensare per il futuro credo sia fondamentale e credo sia assolutamente il futuro di Casa del Cinema. Oggi più che mai, in un momento storico come quello che stiamo vivendo, i contributi europei sono di fondamentale importanza, non solamente per Casa del Cinema direi, ma per chiunque, festival, manifestazioni, produzioni eccetera, si occupi di cinema e di cultura.